Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Migliaia di scooter elettrici sequestrati in tutta Italia venivano venduti come bicicletta a pedalata assistita. È il risultato di un'indagine della Guardia di Finanza di Palermo. Pfizer vuole lasciare Catania, il tavolo all'ARS certifica la rottura dell'avvertenza, i 370 licenziamenti potrebbero diventare realtà. Il risveglio dell'Etna dall'1 della scorsa notte, c'è in corso un'attività stromboliana sul vulcano, la cenere attualmente si disperde in direzione opposta all'aeroporto di Catania. Una commissione parlamentare speciale per indagare sui roghi in Sicilia, il provvedimento approvato dall'ARS, mentre l'isola è sempre alle prese con l'emergenza incendi. C'è la protesta contro i tagli alla sanità, sindaco e assessori si trasferiscono davanti all'ospedale. Rimarremo qui fino a quando la regione non stanzierà i fondi. 100 giorni di vendemmia dalla Sicilia occidentale all'Etna alle isole minori per Assovini, le premesse per la stagione sono positive. Calcio, la Serie C prende forma con il Catania inserito in un girone di ferro. Domani la composizione del calendario. La squadra lavora a Norcia, presente in Umbria anche il DS Varrà. Palermo finisce con un pari l'ultima amichevole del ritiro, in gol Guaron. Il progetto di riqualificazione dello stadio oggi di nuovo all'esame del Consiglio Comunale. Venivano venduti come semplici biciclette elettriche, ma in realtà erano considerati degli scooter non conformi e potenzialmente pericolosi. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza di Palermo, che ha sequestrato in tutta Italia migliaia di questi mezzi. Sentiamo Desiree Ferlito. Migliaia di scooter elettrici venduti come e-bike ritenuti non conformi alla marcatura CE e non sicuri per la circolazione. Maxi sequestro su scala nazionale della Guardia di Finanza di Palermo contro il commercio di falsi mezzi a pedalata assistita. L'inchiesta vede indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio e falso in atto pubblico. Secondo gli investigatori i mezzi venivano immessi sul mercato come normali e-bike, pur avendo caratteristiche tecniche riconducibili a veri e propri scooter elettrici, spesso modificati per circolare senza targa, omologazione e assicurazione. Le verifiche del primo nucleo operativo metropolitano di Palermo, insieme ai colleghi del gruppo di Gioia Tauro, avrebbero inoltre evidenziato gravi irregolarità nelle documentazioni presentate per certificare la conformità dei veicoli importati dalla Cina. I mezzi irregolari immessi nel mercato italiano sarebbero almeno 6.885, corredati da certificazioni non regolari. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire l'intera filiera di importazione e distribuzione dei veicoli. Un incidente mortale si è verificato questa notte sul ponte Macchia in territorio di Giarra. A perdere la vita è stato un 27enne originario di Mascali che viaggiava in sella ad una motocicletta. Il ragazzo, dopo aver urtato un'auto in sosta, è precipitato dal viadotto compiendo un volo di 4 metri. Vano ogni tentativo di soccorso. E veniamo all'avvertenza Pfizer. Il tavolo all'ARS ha certificato la rottura delle trattative tra azienda e dipendenti e i 370 licenziamenti adesso potrebbero diventare realtà per i sindacati. La Pfizer è interessata solo al profitto. Tonino De Mano. La doccia gelata arriva direttamente da Palermo e spegne, a meno di clamorosi dietrofront della multinazionale del farmaco, le speranze dei lavoratori Pfizer. È stato detto a chiare lettere e ribadito dai sindacati confederali e UGL dopo l'audizione davanti alla terza commissione dell'Assemblea regionale siciliana. L'incontro non lascia dubbi. Pfizer ha deciso di abbandonare il sito di Catania. Non c'è nessuna volontà di riconversione produttiva, così si confermano i 370 licenziamenti e l'intenzione di cedere lo stabilimento. 60 anni di lavoro cancellati in nome del profitto, si legge in una fredda nota congiunta. Oggi si parla di 370 licenziamenti, aggiungono i sindacati, ma è facile prevedere un futuro nero anche per i lavoratori che restano. Non permetteremo che uno dei più importanti siti industriali della Sicilia venga smantellato. Pfizer, concludono i sindacati, che per anni ha investito su Catania solo il minimo indispensabile, oggi dimostra che l'unico obiettivo che intende perseguire è quello di fare cassa. L'incontro non ha portato alcun segnale positivo, rivela il deputato regionale di Forza Italia Salvo Tomarchio,
una scelta che rende urgente ed indispensabile che la vertenza prosegua sul piano nazionale, dopo l'apertura di un tavolo di crisi anche al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Intorno all'1 della scorsa notte è iniziata una nuova eruzione sull'Etna con attività stromboliana dal cratere Voragine che produce, come vedete in questa immagine, un'emissione di cenere. La polvere vulcanica si disperde in direzione nord-ovest, lo rivela l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che sta monitorando la situazione e assicura che al momento la direzione del vento sospinge la cenere in direzione opposta rispetto all'aeroporto Fontanarossa di Catania, che dunque per ora resta pienamente operativo. Aggredisce lo zio colpendolo ripetutamente con un bastone al volto, al torace e alla schiena, procurandogli diverse fratture giudicate guaribili in 30 giorni. È avvenuto lo scorso 5 giugno a Niscemi. Adesso l'aggressore, un 32enne, è stato arrestato per tentato omicidio. Un'azienda colpita dalle fiamme a Santa Croce Camerina nel Ragusano, solo l'ultimo degli incendi che stanno devastando l'isola. L'ARS approva un ordine del giorno per istituire una commissione speciale roghi. Tonino De Mana. Una commissione speciale indagherà sui roghi in Sicilia. È il provvedimento approvato dall'ARS che ha deliberato un ordine del giorno che istituisce l'organismo e demanda al presidente del Parlamento siciliano la nomina dei componenti. Tutto questo mentre l'isola è alle prese con l'emergenza incendi, con devastanti fiamme nelle campagne ed aziende nella morsa del fuoco. A Santa Croce Camerina, nel Ragusano, sono ingenti da quantificare i danni per un vasto incendio che ha devastato il deposito della Repac, impresa specializzata negli imballaggi in cartone per il comparto ortofrutticolo. Le fiamme sono divampate lungo la provinciale 85. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Quando i roghi colpiscono un'attività produttiva, oltre al danno economico, resta l'interrogativo sulla natura dell'incendio. Un dubbio che richiama quanto accaduto alcuni mesi fa a Pachino, nel Siracusano, dove la procura aveva aperto un'inchiesta per l'incendio ai magazzini della Fenice Packaging, azienda dello stesso comparto degli imballaggi agricoli. Intanto a Palermo la CGIL ha unito tante voci per gridare basta incendi. In Piazza Verdi un richiamo forte al tema della prevenzione. Da anni chiediamo che si faccia la riforma della forestazione in Sicilia, una riforma che deve vedere impiegati i giovani, che siano la testa che deve progettare e programmare la forestale del futuro. Intanto il sindaco di Termini Imerese Terranova ed alcuni imprenditori sono stati ascoltati dalla commissione attività produttive dell'ARS in seguito al rogo che ha devastato l'area industriale. Una barca in avaria, la corrente la sospinge verso riva, qualcuno temendo un naufragio imminente chiama la guardia costiera. Così l'unica persona rimasta a bordo getta in mare diversi pacchi di banconote all'arrivo dei soccorsi. Le forze dell'ordine sono riuscite a bloccare i bagnanti che si erano intascati il denaro, recuperando le banconote quasi per intero, parliamo di circa 600.000 euro, mentre i 4 occupanti dell'imbarcazione sono stati identificati e trasferiti dalla Guardia Costiera. Uno è di origine maltese. Sulla provenienza di questa ingente somma di denaro il questore di Ragusa non si sbilancia, ma restano sul piatto più ipotesi: un pagamento per droga, riciclaggio o valuta fraudolenta. Bisogna capire, hanno detto, chi è il soggetto, da dove arrivava, insomma ricostruire gli spostamenti, ha specificato il questore Fazzino. A Gela un gazebo trasformato in ufficio comunale, uno striscione contro Regione Aspe, una protesta destinata ad andare avanti ad oltranza. Ci spiega tutto Gerry Italia. Uno striscione bianco su fondo rosso appeso alla cancellata dell'ospedale Vittorio Emanuele. Poche parole ma pesanti. Regione Asp negano la sanità ai gelesi. Davanti all'ingresso del nosocomio un gazebo, alcune sedie e una scrivania. È qui che il sindaco Terenziano Di Stefano, insieme alla giunta comunale, alla presidente del consiglio comunale Paolo Giudice e ai consiglieri di maggioranza, ha trasferito simbolicamente l'ufficio del comune. Una protesta che arriva dopo anni di difficoltà per l'ospedale gelese, tra carenza di personale, servizi ridotti e un pronto soccorso sempre più in affanno. A far esplodere lo scontro è anche il futuro del nuovo ospedale di Pontolivo. I 130 milioni di euro inizialmente previsti nei fondi di sviluppo e coesione sono stati infatti riallocati dalla regione nel fondo di rotazione statale, una scelta che alimenta il timore che quelle risorse possano non essere più destinate all'opera. Quei fondi FSC non ci sono più per fare quell'ospedale, poi tutto il resto lo vedremo solo quando
verranno fatti gli atti. Ad oggi per il primo cittadino le priorità rimangono 3. Deve essere firmato urgentemente il protocollo tra ASP ed ENI per il terreno. Il secondo, che la giunta regionale debba preservare dagli FSC almeno i 10 milioni di euro che servono per la progettazione del nuovo ospedale. E terzo, le risposte alle domande che facciamo da 2 anni, ovvero come far ripartire l'ospedale Vittorio Emanuele in attesa del nuovo ospedale. Il sit-in, assicurano da Palazzo di Città, non sarà una manifestazione di poche ore. L'ufficio comunale resterà davanti all'ospedale fino a quando dalla regione non arriveranno risposte concrete. Una protesta che trasforma il piazzale del Vittorio Emanuele nel simbolo di una battaglia che riguarda non solo il futuro del nuovo ospedale, ma il diritto alla salute di un intero territorio. Cateno De Luca, siamo alla politica, presenta i pionieri, i primi 12 candidati per Palermo. A Palazzo De Normanni il sindaco di Taormina ha parlato anche della campagna per la regione e dei suoi prossimi passaggi politici. Maglio Viola. Cateno De Luca tira dritto nel percorso del suo governo di liberazione. Mentre nella stanza a fianco il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno tirava il bilancio di quasi un'intera legislatura, lui, l'autoproclamato sindaco di Sicilia, presentava nel piano nobile di Palazzo dei Normanni la sua sporca dozzina. Citazioni cinematografiche a parte, sono proprio 12 i candidati per la città di Palermo che De Luca ha già messo in campo e ne arriveranno a breve altrettanti per completare la lista, che sarà già pronta dopo l'estate e comunque tutte le liste saranno fatte entro il 31 ottobre. C'è l'ex DC Mauro Pantò, c'è l'ex Forza Italia Stefania Munafò, ma ci sono anche altri nomi noti come Giusy Badalamenti o Francesco Bondì. Nella sala gialla di Palazzo dei Normanni si parla di comune ma anche di regione. De Luca ribadisce che il progetto politico avrà un'impronta autonomista, civica e progressista, con al centro i territori, il ruolo degli enti locali e un nuovo modello di governo regionale fondato sulla concretezza e sulla buona amministrazione. Ma parlando di progetto autonomista non si può non pensare a Raffaele Lombardo, al quale Cateno De Luca manda a dire: Io ho detto chiaramente a Raffaele Lombardo che per poter impostare in modo credibile quella strategia bisogna avere le mani libere e quindi bisogna anche togliersi le scorie, cioè uscire dal governo Schifani. Per la regione lui ritiene di essere l'ago della bilancia e racconta come ormai le sue liste siano considerate attrattive. È cominciata la corsa Sud chiama Nord, dice: oggi potrei fare un gruppo di 12 deputati, ma ho detto di no a tutti. Insomma, il messaggio è questo: non è il carro dove saltare per restare incollati alla poltrona. C'è un aggiornamento per quanto riguarda l'eruzione in corso sull'Etna. È passata da Stromboliana, come avevamo detto poco fa, a Fontana di Lava, l'attività dal cratere voragine dell'Etna con l'emissione di brandelli di magma incandescente che ricadono nella zona sommitale del vulcano. Il fenomeno, seppure di non elevata energia, è legato all'ampiezza del tremore vulcanico che è su livelli alti. L'INGV, Osservatorio Etneo, ha emesso un avviso per l'aviazione. Il VONA, che è l'allerta per l'aviazione, è di colore rosso, massima allerta. Sull'Etna è stato chiuso a scopo precauzionale uno spazio aereo, ma quello che è importante è che l'attuale fase eruttiva del vulcano non impatta sull'operatività dell'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa, torniamo tra poco con altre notizie, parleremo tra l'altro di vendemmia. Cento cassette di reperti archeologici sono rientrati a Gela dopo anni trascorsi nei depositi del Museo Archeologico di Caltanissetta, un primo passo verso il recupero del patrimonio della città. Ancora a Gela Italia. 200 cassette di reperti archeologici sono tornate a Gela, materiali provenienti dalle campagne di scavo del territorio che dopo anni nei depositi del Museo Archeologico di Caltanissetta sono stati trasferiti nei locali del Museo dei Relitti di Gela, dove saranno studiati e successivamente esposti al pubblico. L'annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa al Museo dei Relitti Greci, un risultato raggiunto grazie al lavoro del Parco Archeologico, delle associazioni culturali e al sostegno istituzionale del deputato regionale Salvatore Scuvera. Il direttore del Parco Archeologico Ennio Turco ha spiegato che si tratta solo del primo
primo passo di un percorso finalizzato a riportare a Gela altri reperti legati alla storia del territorio. È un'operazione che noi abbiamo iniziato per un discorso scientifico, per riunire di nuovo le collezioni nella loro interezza, perché ogni scavo, ogni località che è interessata dal punto di vista archeologico deve avere un'unicità della collezione. Resta però il nodo della riapertura del Museo Archeologico Regionale, slittata almeno alla metà di settembre per problemi tecnici, mentre continua a pesare la carenza di personale necessaria a garantire il pieno funzionamento della struttura. Troveremo una soluzione anche in maniera critica, ma sfido chiunque, non c'è un ente locale in Sicilia che non abbia carenze di personale, e per tale motivo non vai a chiudere un ente locale, ma cerchi delle soluzioni per trovare come andare avanti. Il ritorno di queste prime 200 cassette restituisce intanto alla città una parte della propria memoria. Adesso la sfida sarà trasformare questo patrimonio ritrovato in un'opportunità concreta di valorizzazione e sviluppo per Gela. 100 giorni di vendemmia per Assovini, le premesse per questa stagione sono tutte positive. La campagna inizia dalla Sicilia occidentale per poi spostarsi lentamente attraverso l'entroterra fino all'Etna e alle isole minori. Laura Spanò. È partita dalla Sicilia occidentale la vendemmia 2026, un percorso di circa 100 giorni che attraverserà l'isola fino all'entroterra ed ancora dall'altopiano Ibleo alle pendici dell'Etna fino alle isole minori, raccontando la varietà di territori, vitigni e competenza che fanno della Sicilia un autentico continente vitivinicolo. Cominceremo in Sicilia occidentale con le varietà internazionali che dedichiamo alla produzione di base spumante o di vini fermi, come ad esempio lo Chardonnay e il Pinot Nero. Proseguiremo poi con il Grillo e il Nero d'Avola, che si dimostrano vitigni sempre più resilienti, per poi andare avanti nell'entroterra e nell'area del sud-est orientale con varietà come il Grillo, il Nero d'Avola, il Catarratto o il Frappato. Poi ci sposteremo nelle isole minori, quindi con le loro varietà aromatiche come la Malvasia e lo Zibibbo, e per concludere sull'Etna con il Carricante e il Nerello Mascalese. L'andamento stagionale, caratterizzato da un inverno e una primavera particolarmente piovosi, ha consentito un buon ripristino delle riserve idriche del suolo, favorendo uno sviluppo vegeto-produttivo equilibrato della vite. È una vendemmia che si prospetta positiva, grazie anche alle forti piogge dei mesi invernali e primaverili che hanno permesso alle vigne di affrontare senza particolari criticità anche queste intense settimane di caldo del mese di luglio. Si prevede quindi una vendemmia di elevata qualità con vini caratterizzati da un interessante corredo aromatico e da un buon equilibrio tra freschezza ed eleganza. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva per parlare del calendario di Serie C che comincia a prendere forma, ma anche dell'amichevole del Palermo e della questione che riguarda sempre lo stadio palermitano. A tra poco. Siamo al calcio, la Serie C prende forma con il Catania inserito in un girone di ferro. Oggi la composizione del calendario, la squadra lavora a Norcia ed è presente in Umbria anche il DS Varrà. Tonino De Mana. Tra mercato, allenamenti e composizione dei gironi, la Serie C 2026-2027 entra nel vivo con il Catania inserito in un gruppo di ferro che vedrà ai nastri di partenza il Bari, retrocesso dalla Serie B, le neopromosse Barletta, Savoia e Scafatese, il Foggia ripescato, le sempre temibili Casertana, Salernitana e Cosenza e l'Inter Under 23. Anche quest'anno, per chi non l'avesse capito, la lotta per la promozione sarà certamente agguerrita e la cura di ogni dettaglio sarà fondamentale. Oggi alle 12 verrà diramato il calendario, mentre domani si conoscerà la programmazione delle prime partite con date ed orari. Catania che prosegue la preparazione nella quiete di Norcia, dove è arrivato il DS Varrà, intento in questa fase a sfoltire l'organico per alleggerire il monte ingaggi per poi concentrarsi esclusivamente al mercato in entrata. Si cerca una collocazione per Luperini, Cicerelli e Di Noia, quest'ultimo sarebbe ad un passo dal Foggia, mentre diverse società di Serie C avrebbero chiesto informazioni su Dini, Donnarumma e Di Gennaro. Intanto in Umbria si è rivisto Aloi, operato il 14 novembre scorso a Roma, Villa Stewart, ed
ed ora sulla strada del recupero, anche se per averlo completamente a disposizione servirà ancora del tempo. In entrata il Catania non avrebbe abbandonato la pista che porta a Demme, mentre sembra sfumata la trattativa per il bomber Coda, frenata dall'elevato costo dell'operazione e dall'età avanzata del giocatore. Sul fronte societario, buone notizie per Grella, che entra nel comitato esecutivo di Lega Pro. Palermo è finito con un pari, l'ultima amichevole del ritiro, in gol le Duaron, capitolo stadio. Oggi si riunisce il Consiglio Comunale per esaminare il progetto di riqualificazione dell'impianto. Marco Gullà. 1-1 nell'ultima amichevole nel ritiro in Trentino per il Palermo, pareggio con la formazione greca dell'Ikralis allenata da Walter Mazzarri. In gol l'Eduaron nel primo tempo, poi il pareggio di Nizet nella ripresa. Il Palermo è stato schierato in campo da Inzaghi col solito 4-2-3-1 con alcune variazioni negli interpreti. Segre è stato provato da trequartista, Pierozzi come esterno alto di destra e l'Eduaron come prima punta. Rosanero in vantaggio al 13° calcio di punizione di Augel, colpo di testa preciso di Jeremy Leduaron. Al 60° pareggio dei greci, Ranocchia sbaglia un'apertura in orizzontale, Nizet recupera palla e dalla tre quarti con una conclusione precisa batte Fortin per l'1-1. 2 le traverse colpite dai greci. Un ottimo test, insomma abbiamo finito la partita che stiamo tutti bene, finiamo il ritiro nelle migliori condizioni e sono molto contento, soddisfatto. Adesso recupereremo qualche giorno e poi insomma partiremo per l'Australia e incominceremo a preparare la prima di Coppa Italia. Ecco. Questione stadio, il Consiglio Comunale ha deciso di anticipare i tempi e di iniziare già oggi l'esame della proposta di convenzione per la riqualificazione dell'impianto di Viale del Fante. Passaggio propedeutico alla successiva votazione dell'atto, anticipandolo di un giorno rispetto al calendario inizialmente previsto. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio adesso alla rassegna stampa, l'informazione torna come sempre alle 14. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.